Su Agrigento, capitale della cultura, interviene la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana. Oltre alla perdita di credibilità agli occhi degli osservatori nazionali e stranieri, si sta sfiorando il ridicolo. Dopo circa 8 mesi dalla sua proclamazione alla soglia del 2024, quando buona parte del lavoro preparatorio dovrebbe essere, se non completato, almeno in buona parte svolto, ci troviamo a constatare che siamo ancora ai blocchi di partenza, nell'attesa che qualcosa possa muoversi in vista dell'importante appuntamento con l'anno 2025. La nota della segreteria provinciale della Democrazia Cristiana Agrigentina continua dicendo: a fronte di dichiarazioni molto generiche e confuse da parte del sindaco, nulla di concreto è stato fatto, non solo sul fronte della programmazione degli eventi, ma principalmente, e cosa ancora più grave, nella preparazione della città all'accoglienza di milioni di visitatori. È una città sporca e abbandonata, senza adeguati servizi igienici, senza parcheggi e aree attrezzate, con una viabilità interna fatiscente e con le vie di accesso precarie e impresentabili. Ciò denota incapacità amministrativa e responsabilità gestionale, imputabile principalmente alla scarsa sensibilità del sindaco, che anziché avvalersi del suo autonomo potere politico e amministrativo, probabilmente è ancora in attesa di disposizioni che arrivano dall'alto. È questa l'immagine di Agrigento che si vuole offrire al mondo, afferma la nota stampa della Democrazia Cristiana Segreteria Provinciale. Di fronte a questa amara e triste realtà, con l'incombente rischio di trasformarsi un'opportunità in un fiasco, bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere i propri limiti e la propria incapacità a rivolgersi agli specialisti del settore, quelli veri, nella speranza che si possa recuperare il tempo perduto e preparare meglio la città al 2025. Il sindaco vorrebbe mascherare il suo immobilismo dietro la tanto attesa costituzione della fondazione, ma sappiamo che questo è solo un aspetto marginale della delicata questione, come sostenuto dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, che comunque ha ripetutamente sollecitato l'invio della bozza di statuto al Consiglio Comunale. Si ritiene che la questione Agrigento Capitale 2025 deve essere affrontata subito e nel migliore dei modi, tralasciando eventuali interessi di parte e imperdonabili ulteriori ritardi, individuando le misure più adeguate per rilanciare Agrigento verso l'importante traguardo. Per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, continua la nota stampa, con i suoi organismi politici e istituzionali vuole fattivamente contribuire alla soluzione del problema, pur nella distinzione dei suoi ruoli politici, e senza nulla pretendere siamo pronti a un dialogo costruttivo e una collaborazione fattiva nell'interesse supremo del territorio e dei cittadini.